Eccoci qua arrivate, è una specie di parco, ma ci sono molti altri parchi, giardini, anche giardini inglesi, e ci sono anche i dormitori. Io ti mostrerò soltanto il tuo compagno di stanza e lei ti porterà a fare gli altri giri. Questo è fantastico. Ti giuro, è un posto davvero fantastico. Da quando sono qui mi diverto tutti i giorni. Oh, fantastico. Devo dirti le ultime cose importanti. Sì, si lavora e si studia pure. Si lavora, si studia. Tutti aspirano all'aureola e alle ali, che quando le hai non dovrai più studiare, però sempre si fare il lavoro, che è diciamo quello che fa Mimi. Chi è Mimi? Quella che hai visto all'entrata? Oh, capisco. Finora di questi tempi è l'unica che ha l'aureola. Ma non avete paura che tipo arriva un devil, cosa del genere? No, ci sono un sacco di persone che sorvegliano. Hanno proprio il compito di sorvegliare. Oh, capisco. Nessuno mi ha preso le ali. Soltanto una persona. Dopo ti farò vedere il dipinto. Oh, ok. Sì. Dimentico qualcosa? Sì, c'è anche un bar. E poi si fabbrica la polvere magica. Avrei dei poteri, ma più avanti studiando e lavorando. Avrò dei poteri? Polvere magica? Bene, puoi fare conoscenza. Dopo ti porto a vedere il dipinto. Ok. No, non ci credo. Cosa hai visto? Ma quella è Britney. Sì. È venuta qui. Era una come me. Facevamo del male a tutti. Già 2 anni fa. Incidente. Già. Pensavo sarebbe rimasta cattiva per sempre. Invece no, adesso è la più amata fra tutte. Wow, vado a salutare dopo andiamo a vedere il dipinto. Ok. Qua è un polvere magico, una cosa del genere. E consiste nel farsi cadere invece che agli altri stessa la propria polvere magica, senza muover dito. Wow, come l'ho imparato, lo voglio imparare pure io. Beh, ho studiato molto. Non solo se la più amata è stimata per le ragazze, ma anche per i ragazzi. Oh, ma che cosa vuol dire? Ciao, Britney. Anche tu qui, mia sorella. Mi spiace molto. Pensavo che ti portami Devil. Ma evidentemente è vero che dicono sui libri. Ovvero che non voglio nessuno. O almeno prima qualcuno lo faceva prendere, ma questi qua sono soltanto dettagli. Mi sei mancata. Anche tu ero una migliore. Mi è venuta capistella. Sì, sono soltanto dettagli. Tu invece com'eri? Io sono sempre stata buona. Io invece sono stata un po' cattiva. Ma se fai conto, prima eravamo tutte due buone. Infatti, bene, ti porto a vedere il dipinto. Sì, e comunque chi è la mia compagna di stanza? Oh, è Britney. Non dovrebbe essere sola, evviva. Vai, andiamo. Arrivo. Qui, questo è il dipinto. Wow, ma lui è fantastico. Lo so. Beh, adesso vai in camera tua a raggiungere Britney, che è un po' iniziano le lezioni. Ok, vado, ciao. Stanno facendo
chissà che cosa. Penso proprio di sì. Mi spiace soltanto che sia arrivata una nuova e ci sia proprio tra poco una battaglia. Già, è strano. Si stanno facendo questo piano quando loro sanno che noi possiamo aiutarli. E questo è il punto. Magari il loro piano non è soltanto questo. Magari questo è una parte. Ma chi lo può sapere? Già, ci vorrebbe qualcuno che mostrerebbe le ali. E anche le ali d'emergenza, che sono proprio le uniche ali che abbiamo. Infatti, ma non possiamo le legge. Già, dobbiamo soltanto prepararci al meglio ed evitare di diventare altri. Adesso vai pure a dormire, io lavoro un altro po'. Dov'è? Ci vediamo. Attaccherò la notte. Sarà la piccolezza. Che penalità, Mimi, che sarei proprio io, dichiara aperta il pigiama party più spettacolare del mondo. Abbiamo finalmente fatto pace con i devil. Stasera verranno da noi e ci porteranno qualche cibo e poi se ne andranno subito, non si sa mai. E dopo, appena se ne saranno andati tutti a dormire, controllerò le stanze personalmente. Vero, hai fatto pace con loro? Non mi sono porteranno il cibo. Ma che fare tu? Grazie per averci portato questo cibo. Bene, perché non dite di ballare un po' con tutti? Dai, balliamo! La musica. Aspetta un secondo. Questa va bene? Va più che bene! Nessun potrebbe mettere questa musica. Sei davvero tu, Mimi? E solo per mettere a loro agio questo povero devil. Se lo dici tu. Forza, balliamo tutti! Forza, mangiate tutti! Avete mangiato tutti? Sì, hanno mangiato tutti, ma i Devil non hanno voluto mangiare. Non fa niente, dopo tutto l'avete portato a mangiare. Già siamo fatti, abbiamo mangiato la maggior parte delle cose mentre che venivamo qui. Capisco. L'importante è che tutti voi avete mangiato. Già, non è rimasto più niente. Oh, wow. Tu hai mangiato?
sì, ho mangiato, ma c'è stata una festa. Tu lo vuoi? No, ho mangiato prima che venissero loro. Mangiala tu. Ok, vado. Piano, perfetto. Che ore sono? Saranno le 10. Diciamo, noi ci vediamo, bye bye! Benissimo, tutte a dormire! Ma i letti li avevate tutti? Sì, perché guardate che cosa ho fatto. Voglio che lo provate voi. È un tavolo letto. Invece di divano letto. Voglio che lo provate proprio voi. Così mi dite che com'è, in caso ne fabbrico altri. Bene. Ragazze, stasera dormiamo qua. Con i ragazzi che facciamo? Ci penso io all'orfanoggio, giusto? Beh, ci penso io. Devo dormire pure io qua? Mi sembra logico. Sembra comodo. Ci sono anche altri letti là. Fate buonanotte. Mi cambio. Perfetto. Vado a cercare i miei ragazzi.